C'è tanto traffico in cima alla classifica di prima categoria girone B. Il match di San Desiderio tra i gialloblu e il Santa Tiziana diventa incrocio fondamentale per imboccare la strada della promozione diretta. Gli uomini di Fibrini hanno vinto 4 delle ultime 5 gare in campionato e sono quasi perfetti davanti al loro pubblico, con 6 vittorie e un pareggio nelle 8 gare casalinghe fin qui disputate. Per quelli di Balbi, tempo di riscatto dopo l'inatteso scivolo di domenica scorsa sul campo della Pegliese. Fasi di studio molto prolungati per quello che è l'autentico big match di giornata, poi d'improvviso al 20° la punizione tagliata di Di Gennaro dalla sinistra trova a centro aria la testa di un indisturbato Macciò che prende l'ascensore e batte Ciccarone per l'1-0 ospite, arrivata la prima vera occasione della partita. Il vantaggio galvanizza i grigioneri e galvanizza Ferraro che dalla distanza costringe il portiere giallo-blu al tuffo decisivo per far terminare un brutto primo tempo sul minimo vantaggio per Simici e compagni. Tutta un'altra gara nella ripresa, anche perché al secondo minuto Delia decide di rimettere tutto in parità. Il numero 10 rientra dalla destra apparecchiando il suo terribile sinistro a giro che sorprende Pin e riequilibra le sorti di un incontro che in questi primi 20 minuti vede un monologo dei padroni di casa. Passano infatti solo altri 10 minuti e ancora dal mancino del fantasista su calcio d'angolo nasce una mischia in area di rigore risolta da Matteo Antiga che raccoglie una respinta della traversa per completare il sorpasso e mandare in tripuglio il caldissimo tifo giallo-blu. La reazione del Santa Tiziana è affidata al destro dalla distanza di Ferraro, ma è ordinaria amministrazione per Ciccarone e allora al minuto 70 Pagano dalla sinistra spacca in due la difesa avversaria mettendo il nuovo entrato a 4 occhi solo davanti a Pinna. La freddezza del numero 17 fa il resto e il Sande vola sul doppio vantaggio, ipoteca la gara e si rilancia prepotentemente in classifica. La gara però non è ancora finita e l'11 ospite reagisce con Cename dalla distanza. Ciccarone si allunga e mette in angolo. L'assedio disperato degli uomini di Balbi si concretizza al minuto 86 quando la punizione di Di Gennaro filtra nel traffico dell'area di rigore ingannando Ciccarone e finendo la sua corsa nel sacco. Gli ultimi minuti acquistano improvvisamente senso, ma il forcing ospite produce poco o nulla. Al 90° azione fotocopia del gol, ma l'ottimo Ursi di Genova ferma tutto per un fallo in attacco sul portiere giallo-blu. La sfera era stata salvata sulla linea da un difensore locali che rimangono in 10 uomini per la doppia ammonizione combinata a Pagano, che fa imbestialire il Santa Tiziana visto il possibile vantaggio interrotto. Ma è troppo tardi e il Sande aumenta i suoi numeri da grande squadra. 5 vittorie nelle ultime 6 gare, 5 anche le gare vinte consecutivamente davanti al proprio pubblico. Nella lotta al vertice ora ci sono anche gli uomini di Fibrini.